Così siamo venuti di spontanea volontà per dare una mano. E da dove siete arrivati? Piove di Sacco, provincia di Padova. Angeli delle Macerie dal Padovano alla Riviera del Brenta. Li incontriamo in Villa Bembo a Mira. Sono al lavoro volontariamente. Danno una mano per pulire e sistemare, al fianco di coloro che sono rimasti duramente colpiti dal tornado che giusto una settimana fa ha attraversato questa fascia del Veneto seminando morte e distruzione. Lo fanno per sentirsi meglio perché, dicono, così ci hanno insegnato i nostri genitori. Quando c'è gente in difficoltà si dà una mano comunque. Così mi hanno insegnato a casa e sono stato educato così. Mia mamma mi ha sempre dato il buon esempio, anche lei facendo l'infermiera, si è messa sempre a disposizione degli altri e io ho scelto anche come indirizzo il sociosanitario e è questo alla fine, cioè, non dico non ricevendo niente, però poi ti senti gratificata, è una cosa per te alla fine, che a parte... Cioè, lo faccio non per sentirmi meglio, anche per dare una mano, per essere utile. Essere utile, insomma, gratuitamente, con il solo desiderio di aiutare chi ha bisogno e sentirsi gratificati per questo, è lo spirito di questi giovani angeli delle macerie.